condizionata per cavalli di 4 anni. Sono 8 dietro le ali dell'Autostart, lo schieramento: 1 Danubio Holz, 2 Dana e K, 3 Drake Wind, 4 Dynamo Glory, 5 Diana Pitz, 6 Dakar. Seconda linea: 7 Duck Jet, 8 Drake. Corsa molto incerta, con 3 cavalli praticamente sulla stessa linea: Dana e K, Drake Wind e Diana Pitz. Tutti in prima fila. Macchina che comincia ad accelerare. Allo stacco più veloci sono Dana Wind e Diana Pitz, con Drake Wind che si accoda, mentre insiste Diana Pitz e va all'attacco per ottenere strada in 200 metri dalla compagna di training. Terza posizione per Drake Wind, gli altri più indietro, con Danubio Holz che cerca di riportarsi sotto. Intanto il quarto iniziale se ne va in 28,7 con Diana Pitz che va via di Lena. In seconda posizione Dana e K, in terza Drake Wind che accenna a spostare all'esterno per anticipare la risalita di Drake. Guadagna una posizione Danubio Holz, se ne va nei primi 600 metri di gara in 44,4. Davanti alle tribune continua a comandare Diana Pitz nei confronti di Dana e K, poi Drake Wind che progredisce dopo un giro esatto. Si trascina Drake. Per corsie esterne c'è anche Duck Jet. Intanto 33 il secondo quarto di gara e chilometro che viene coperto in 1:13,8. Continua a fare andatura. Diana Pitz prova a ingabbarsi nuovamente Drake Wind al suo esterno, 500 dal palo, prende sotto tiro la battistrada, la sottomette a 400 dall'arrivo e scende alla corda. È inseguito da Drake, mentre Dana e K però si mette brutto di camminata. Drake numero Wind 3, finisce Drake Wind con lo squalificato. E così Dana e K in vantaggio all'ingresso addirittura d'arrivo, ma anche Dana e K si getta di galoppo. Numero 2, Dana e K squalificato. All'interno Danubio e a centropista finisce forte anche Dakar. I due sono molto vicini sul traguardo, da rivedere questo arrivo perché sono abbastanza larghi fra loro, con un cavallo di galoppo in mezzo. 1:13,5 ragguaglio conclusivo, 29,8 a chiudere. Andiamo a rivedere le immagini per stabilire se Danubio Holz o Dakar siano i vincitori di questa corsa. L'impressione che Danubio Holz salvi ancora qualcosa, ma vediamo il finale di Dakar che guadagna terreno sul palo. È però Danubio Holz che vince nei confronti di Dakar. Bel primo piano dunque per Francesco Tufano, che ha grossa quota quasi da estremo outsider, viene a vincere questa prova per 4 anni condizionata sul miglio di speed. Viene a vincere nei confronti del numero 6 Dakar. Al terzo finisce il numero 8 Drake. Francesco Tufano in sediolo per conto di Giulia Deschi e del signor Galliano Cosimo.